Al Giovanni Aloisio di Misilmeri si affrontano la Don Carlo di mister Salvatore Aronica e il Mazzara, che non potrà contare in panchina sul proprio tecnico Dino Marino, gara cruciale soprattutto per i biancorossi, ma che potrebbe servire anche ai gialloblu per riscattarsi dopo il brutto KO con Lenna. Due i momenti toccanti nel prepartita, la consegna di un mazzo di fiori da parte della squadra biancorossa dopo la scomparsa del tifosissimo Giovanni Sanci, e poi il minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia al largo delle acque di Cutro. Un minuto di raccoglimento particolarmente sentito. Poi la gara comincia e, come stiamo per vedere dal primo possesso, subito molto aggressiva la Don Carlo Misilmeri, che dopo un paio di giri di lancette crea subito i presupposti per andare vicino al gol. Qui Lucera scatenato sulla sinistra, la palla che passa al centro per Manfrè, la botta a botta sicura, perdonateci il gioco di parole, palla che si perde clamorosamente fuori. Poi altra azione con Lucera, e questa volta taglia bene sul filo del fuorigioco, scavalca Franco, che però occupa bene lo specchio e costringe il numero 11 a sbagliare. Qui ancora Lucera, questa volta servito da Concialdi con i tempi giusti. Buono anche l'inserimento, un po' meno il secondo pallonetto della sua partita. Poi avanziamo con un'altra occasione sempre per Lucera, che qui non riesce a calciare con Franco fuori dai pali. Poi cerca il secondo palo dove c'è Danilo Ambro, è bravo il numero 1 del Mazzara a opporsi, ma occhio al calcio d'angolo che ne consegue, perché su questa palla messa perfettamente da Lonigro c'è il colpo di testa, e ancora Franco, questa volta con il colpo di Reni decisivo a mettere la palla fuori. Ma attenzione a quello che accade, 35esimo, l'incursione di Sami che incrocia col sinistro, non perfetto Marino, la palla arriva a Gancitano, primo pallone della sua partita, dove essere subentrato al capocannoniere Gomes, e soprattutto Mazzara incredibilmente, inaspettatamente in vantaggio al Giovanni Aloisio. Poi minuto 42, la fuga sulla destra di Manfrè, che si allontana un po' dal centro, mette una palla splendida per Mendola, che aggancia splendidamente. Conclusione, volée mancina che vale l'1-1, dura 6 minuti il vantaggio del Mazzara, l'esultanza rabbiosa da parte di Mendola, nono centro stagionale per l'ex centrocampista del Palermo, in gol anche domenica scorsa a Leonforte. Tempo che si chiude con il calcio di punizione di Raimondo Lucera, palla che si perde fuori. Allora con le immagini passiamo al secondo tempo, che si apre con il botto, cross di Camarà, colpo di testa ancora di Gancitano, che stacca al centro dell'area indisturbato, batte ancora Marino, 2-1, è quasi un record, perché secondo gol forse in 2 palloni toccati dal bomber classe 2003 del Mazzara, che torna a condurre al Giovanni Aloisio. Poi cerca di reagire la Don Carlo Misilmeri con questa palla verso Manfrè, che anticipa Franco ma non riesce a metterla in rete. Ancora Don Carlo che attacca con Concialdi, il cross smanaccia Franco in qualche modo, la palla finisce ad Lucera, il destro a giro, ancora Raimondo Lucera, 2 pari, torna al gol dopo aver trafitto la porta della Leonfortese 7 giorni prima, e torna al gol in casa. Raimondo Lucera 2-2 al Giovanni Aloisio. Don Carlo che attacca sulle aree dell'entusiasmo, spinto dal pubblico presente in questa soleggiata domenica. Poi la palla che arriva in area, ancora Manfrè che non riesce a metterla in rete. Passa un altro minuto, altra palla gol per la Don Carlo, questa volta con Concialdi che cerca lo spazio per il tiro, gli viene ribattuto, la palla finisce all'Onigro, la volée che incoccia su Manfrè, che segna ma in millimetrica posizione di fuorigioco. Buona la chiamata qui del signor Naselli di Catania, ma qui molto meno buona la gestione del pallone da parte di D'Angelo. La palla a Camara che cerca dentro Gancitano, il miracolo questa volta di Marino, che non può nulla sul tapin di Sami El Amraoui, il numero 10, che mette a segno il gol del 3-2. Va a risultare nello speak riservato ai tifosi del Mazzara. L'Amraoui, che un paio di giri di lancette più tardi mette dentro questo calcio di punizione molto pericoloso, non ribadito in rete da Pirrello, che poteva segnare il gol del 2-4, decisamente più pericoloso più avanti Duarte, che scatta, si presenta davanti a Marino, il quale lo ipnotizza. Gran parata del giovane portiere della Don Carlo Misilmeri, che poi ha una chance su palla inattiva, reclama un fallo di mano la formazione biancorossa. Il direttore di gara non è di questo avviso. Poi 73esimo minuto, calcio di punizione sul pallone Lucera, e Concialdi va naturalmente col mancino Piero Concialdi, che non trova però lo specchio della porta. Ma 30 secondi dopo, scontro Lonigro Gancitano,
rimane a terra il centravanti del Mazzara. Il direttore di gara non ha dubbi e mostra il cartellino rosso al centrocampista della Don Carlo Misilmeri, che dunque deve giocare anche l'ultimo quarto d'ora con l'uomo in meno, ma continua ad attaccare la squadra di Aronica con Concialdi che mette al centro il pallone, colpo di testa a mettere fuori, arriva Sino che corre, calcia col sinistro, palla che si perde fuori. Poi azione sulla destra da parte di Gomes che riesce a fuggire, mette al centro il pallone per l'inserimento di Camarà. 4-2 per il Mazzara, la rete di Camarà che dopo aver lavorato soprattutto per i compagni trova la gioia personale e il gol che di fatto consente al Mazzara di vedere con un po' più di tranquillità il finale di partita. Qui imbeccato Manfrè che serve a porta vuota Matera, segna Matera ma l'arbitro fischia per una posizione di fuorigioco del numero 7. Poi ancora Don Carlo che attacca con addirittura Giuliano che si porta in proiezione offensiva, poi la palla scaricata ancora per Matera che calcia a botta sicura, salvataggio sulla linea, anche sfortunata la Don Carlo che al 90esimo ci prova sul seguente calcio d'angolo, pennellato da Concialdi per la testa di Giuliano, palla sopra, la traversa. Poi nel recupero dopo 4 minuti e mezzo Matera questa volta si autolancia e a tu per tu con il portiere, ma sbaglia con la porta spalancata, forse il ritratto della partita di una Don Carlo che poi addirittura subisce anche la quinta rete. Ancora una volta la palla, questa volta a cercare pace, incrocia col destro, batte Marino. 5-2, giornata di gloria per il Mazzara che torna a vincere e torna a salire la classifica dopo la debacle contro l'Enna. Invece si arresta in maniera improvvisa, in maniera inaspettata la corsa della Don Carlo Misilmeri, che ora viene staccato anche dalla Pro Favara e deve lottare per giocare ai playoff. Da Sportisti è tutto, alla prossima.